Ok, buongiorno. Buongiorno? Ok, possiamo aprire le nostre Bibbie, Salmo numero 1. Questa bellissima giornata, questo caldo nei nostri cuori è bello. Non possiamo lamentarci del freddo, no? Dio ci ha dato le coperte, Dio ci ha dato tante condizioni, le macchine, abbiamo anche il riscaldamento qua, possiamo offrire questa libertà al culto ao nostro Dio. Salmo numero 1. Possiamo leggere a parte iniziale. E qua un testo che di solito condividiamo tanto nei nostri incontri, ma è molto importante ricordare di questo. Salmo numero 1, versetto 1 in poi dice così: Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. E su questa legge medita giorno e notte. Ele sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, o quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Quanto è bello vedere questo brano che ci insegna un principio. Quando ce l'ho diletto piacere nella parola del Signore, tutto quello che io farò prospererà. Noi vogliamo prosperare negli studi, nel lavoro, nella vita di famiglia, di coppia, nella nostra storia, ma noi stiamo togliendo il principio numero 1. È avere piacere nella parola del Signore. Ossia, se tu non leggi la parola do Signore, se tu non ti coinvolgi con la parola do Signore, o prosperare non arriverà. O prosperare della nostra vita è avere piacere in questa parola, desiderare questa parola, coinvolgersi con questa parola. E quando questa parola si diventa veramente la nostra vita, o prosperare è la conseguenza. Perciò la conseguenza è frutto delle nostre decisioni. E se la tua decisione è avere il diletto piacere nella parola del Signore, o prosperare sta arrivando. Così che noi possiamo iniziare questo culto oggi, staremo parlando un po' di questo senso di un prosperare, della camminata con il Signore e anche delle persecuzioni che ci fa tanto bene. E vogliamo pensare se la mia vita ha un piacere in questa parola. Preghiamo. Pensa nella tua vita. Quanto tu hai letto la Bibbia questa settimana? Quante volte tu sei fermato, aperto la parola di Dio? Tua vita, tuo marito, tua moglie, tuoi figli, tuoi genitori. Piacere nella parola del Signore. La nostra vita è basata delle decisioni. Oggi abbiamo deciso di venire qua. Qualcuno forse ha deciso di rimanere a casa. Ma le decisioni devono essere basate su quello che la parola del Signore afferma, non su quello che io desidero. La parola del Signore afferma, e lì io decido e faccio, e lì io prospero. Nostro Padre, iniziare questo culto con una decisione per te, di avere fame della tua parola, ci insegna il principio di avere delle radici collegate con le acque e portare dei frutti. Decidere nella tua parola e mettere in pratica tutto quello che tu ci insegna è collegato a vivere, oh Padre, una vita prospera, abbondante. La preghiera, Padre, che facciamo in questo inizio di un culto è offrire la nostra vita in consacrazione a te, con desiderio in te, per avere fame della tua parola. Ci insegna, ma che noi possiamo imparare a vivere questa novità, questa esperienza di vita in te. Grazie, Padre. Grazie perché questo momento è tuo.
Grazie perché questo culto offriamo a te e siamo nelle tue mani, Padre. Nel nome di Gesù, benedici tutto quello che vivremo qua, perché vogliamo, Padre, godere delle esperienze. Vogliamo vivere, Padre, con la base in te, con la tua parola. Nel nome di Gesù, amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi, possiamo cantare, possiamo lodare il Signore e che iniziamo questo culto con il desiderio del Signore, con la motivazione in modo giusto in Dio. Amém, Chiesa? Amém? Cantiamo, lodiamo. Buongiorno Chiesa, chi è venuto oggi per lodare il Signore. Amen. Che possiamo rendere lode al nostro Signore, che Lui merita la nostra lode, merita la nostra adorazione, e cantiamo a Lui. Sei potente, tu sei degno, degno di lode, ti seguirò, ti ascolterò, e per sempre, ti amerò. Così come stai per adorare, vieni così come stai davanti al Padre, vieni. Cantiamo ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Cantiamo ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Tutto il tempo ti loderò.
Amen, Chiesa. Chi è venuto oggi per lodare il nostro Signore e cantare a Lui? Che possiamo fare con gioia perché Lui è buono, la Sua grazia mai ci manca. Anche quando siamo in difficoltà, anche quando abbiamo giorni magari brutti, giorni in cui pensiamo che siamo da solo, dobbiamo avere fede, dobbiamo essere fedeli perché Lui è lì. Soltanto quello che siamo, soltanto quello che abbiamo fatto, Lui non ci mancherà mai e la Sua grazia sarà sempre lì, a un passo da noi. Basta che abbiamo fede, basta che consegniamo la nostra vita, basta che consegniamo tutto che siamo, tutto che abbiamo a Lui, perché il nostro Dio è così. Lui aspetta un cuore spezzato, Lui aspetta una vita per trasformarla in qualcosa di più bello e in qualcosa sua. Lui è buono, Lui è buono, anche nei giorni in cui non abbiamo fede, non abbiamo voglia, anche nei giorni in cui non sentiamo la voce del nostro Signore, Lui è buono. Anche quando ci sono le tempeste, anche quando pensiamo che, come la storia di Pietro, no? Che loro erano nella nave e mentre c'era la tempesta c'era Gesù Cristo che dormiva, perché sapeva che c'era il migliore in quel momento, sapeva che c'era speranza, sapeva che c'era Lui. E anche così nelle nostre vite, magari abbiamo momenti, abbiamo giorni in cui è tutto un po' buio, è tutto un po' strano, è tutto un po' difficile, ma c'è Lui, che possiamo capire che Lui c'è in tutti i momenti. Amen. Ti amo Dio, la tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al calare della sera, io canterò della tua bontà. Cantiamo, Chiesa, la tua vita. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. La tua voce
vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà, io canterò della tua bontà, io canterò della tua bontà. Amen, che possiamo sempre cantare della bontà del nostro Signore, che Lui è buono, Lui è meraviglioso, il nostro Dio potente. Cantiamo a Lui. Tu sei la luce mia, tu sei la mia salvezza, te mi arrenderò. Se accanto a te starò, nelle mani tue nulla temerò. Tu sei santo, Signore. Tu sei degno di lode. Solo in te confiderò, di nulla temerò, avanti io andrò, poi io so che vivo sei, e un giorno tornerai, in ciel mi porterai, per sempre regnerai, alleluia.
Grazie Padre, grazie perché siamo qui, Signore, abbiamo l'onore e l'opportunità di poter lodare il Tuo nome, che abbiamo questo momento con Te, Signore, un momento in cui possiamo consegnare la nostra vita, consegnare il nostro cuore, come nella canzone dice che se confidiamo in Te, se abbiamo fiducia in Te, non possiamo temere nulla, perché sappiamo che al nostro fianco c'è un Signore che ci può salvare, un Signore che ci ama, un Signore che ha consegnato il suo Figlio per noi. Questo non vuol dire che non andremo in difficoltà, che non avremo momenti di difficoltà, momenti in cui saremo tristi magari, ma dobbiamo avere certezza di una cosa, che in questi momenti ci sarà il nostro Signore al nostro fianco, ci sarà il nostro Signore con sua mano che ci sostiene. Quindi grazie Padre, grazie perché siamo qui, grazie per questa Chiesa, grazie per tutti i fratelli, grazie per il Tuo amore, Signore. Ti consegniamo a questo momento, ti consegniamo questa lode, ti consegniamo a questo culto, ti consegniamo le nostre vite, ti consegniamo la nostra famiglia, perché sappiamo che nelle Tue mani è la miglior scelta che possiamo fare, lasciare tutto nelle mani Tue, perché abbiamo fiducia nel nostro Dio, abbiamo fiducia in quello che sei, abbiamo fiducia che sei meravigliosa, abbiamo fiducia che sei potente, che può guarire qualsiasi cosa nei nostri cuori. Quindi grazie Dio, grazie. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok. Settimana scorsa che cosa abbiamo fatto? Che cosa la Chiesa ha vissuto? Convegno di coppie. È stato veramente molto prezioso per noi vivere quell'esperienza con tante coppie lì. Eravamo 30 coppie e Dio ci sorprende sempre. È stato bello di vedere ogni azione di Dio e come io sto condividendo sempre, c'era un spirito di disciplina, di armonia che Dio ha inserito in quel momento e che noi abbiamo scoperto tante cose belle. E come sempre facciamo quando i nostri incontri, ritiri, convegno, vogliamo ascoltare le testimonianze di queste persone che sono state lì. Diego, Johanna, venite qua. Anche Luana, dove sei Luana? Danilo, venite qua sopra. Sì. Qual è il microfono, Riccardo? Giallo? Ok. Quello che vogliamo sentire è la vostra testimonianza. Qua è. Chi parla? È tu? Ah. Buongiorno Chiesa, saluto tutti con la pace del Signore. Per chi non ci conosce ancora, io sono Diego, lei è mia moglie Johanna. Noi abbiamo cominciato a conoscere di Dio 5 anni fa e per la prima volta abbiamo avuto l'opportunità di assistere ad un convegno di coppie weekend scorso. E la nostra testimonianza non può essere che positiva a 360 gradi perché a partire già dal posto, la cornice, è un posto che è un quadro dipinto dallo stesso Dio secondo me, perché è bellissimo il posto dove siamo stati e poi la struttura dove abbiamo alloggiato molto accogliente e abbiamo avuto l'opportunità di ricevere da Pastor Mirko, se non mi sbaglio si chiama, degli insegnamenti preziosi
riguardo la vita di coppia. È stata davvero per noi una benedizione poter assistere a questo convegno. Non ci è mancato nulla, non ci è mancato l'insegnamento, non ci è mancata la parola di Dio, non ci è mancato il divertimento, non ci è mancato assolutamente nulla. Il mio desiderio più grande è che la prossima volta tanti altri di voi, tante altre coppie come noi, possano assistere ad un'esperienza unica come questa. Io ringrazio veramente la Chiesa e tutto lo staff, perché poi si sono comportati benissimo con noi, erano sempre presenti in tutto e per tutto. E è un'esperienza che vogliamo ripetere al più presto possibile. Amen. Amen. Ok. Buongiorno Chiesa, mi chiamo Danilo, sono Danilo di Luana. Io sono Luana di Danilo. Abbiamo imparato nel convegno. Allora, per noi è successo tante cose che prima di andare che abbiamo scritto la nostra testimonianza raccontando un po', abbiamo fatto un riassunto per raccontare un po' di tutto. Può piangere, non ci sono problemi. Allora, quando sono state annunciate le iscrizioni per il convegno delle coppie, abbiamo sentito subito il desiderio del nostro cuore di partecipare. Nel frattempo sono successe tante cose che il mio stato emotivo era scosso a causa di perdite familiari. Negli ultimi 3 mesi abbiamo attraversato un periodo difficile e diciamo di non andarci più. Per via di ciò che era accaduto. Nell'ultima settimana, prima del convegno, alcune persone ci hanno motivati e li ho sentito come una risposta dello Spirito Santo di Dio. Quando abbiamo visto la data, abbiamo capito che era un privilegio e un dono di Dio, un regalo proprio di Dio, che il convegno si svolgesse nel giorno dopo il nostro 10° anniversario di matrimonio. Siamo andati in un luogo meraviglioso, bellissimo e pieno della presenza del Signore, con molte edificanti ministrazioni. Abbiamo letto il sermone della montagna in Matteo capitolo 5, 6, 7, come non le avevamo mai letto prima, applicando al matrimonio insegnamento che trasformano, se li cerchiamo. Abbiamo avuto anche l'opportunità di conoscere nuove coppie, di fare amicizia e ringraziamo Dio per tutto che ha preparato davvero davvero un'esperienza incredibile per noi e vorrei ringraziare il pastore, lo staff che ha fatto tutto con amore, tutto bello. E vogliamo anche dire che per tutte le coppie che la prossima volta consigliamo di andare lì, che è davvero un'esperienza unica che trasforma la vita delle coppie. Amen. Ok. Sì. Ciao a tutti, sono Joanna, come avete capito mio marito. E volevo condividere con tutti voi un po' di quello che ho vissuto settimana scorsa nel convegno delle coppie. E devo dire che è stata un'esperienza veramente meravigliosa. È stato bello poter condividere con tanti di voi questi momenti fantastici. È stato un gran privilegio, perché è stato veramente arricchente. A me ha riempito il cuore di gioia. Ho visto l'amore con occhi diversi.
Ho capito come mettendo Cristo in centro della nostra unione abbiamo dei problemi perché siamo umani, però è molto più semplice. Il perdono, la comprensione, la pazienza, che ci vuole tanta, e l'amore e il dare. Ho capito che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E io auguro a tutti voi, quelli che sono sposati o che si stanno per sposare, quelli che non sono riusciti a venire perché hanno bambini piccoli o per tanti altri motivi, vi auguro veramente che possiate anche voi venire prossima volta e possiate sperimentare questo che io ho sperimentato insieme a tante altre coppie. E che possiate capire quello che vi voglio far capire e praticamente vedere l'amore con gli occhi di Cristo. Amen. Amen. È stato molto prezioso veramente lì. Chi è o staff? Potete stare in piedi? Tutti i responsabili che hanno lavorato in questo periodo. Ok, grazie. Prezioso vedere con una squadra che lavora, che ci propone tante cose preziose per la nostra comunità, la nostra chiesa. C'è un video, no? Monique. Letizia, pronto? Può vedere il video di questo? God is in the details, even in the broken parts. He holds my heart, He never fails. When I'm at my weakest, I will trust in Jesus. Always in the highs and lows, the one who goes before me. God is in this story. If it reads like addiction, if it reads like disease, He's the one who frees the prisoner. He's the healer of all things. If it reads like depression, if it reads broken home, He's the one who holds your sorrow. He won't leave you here alone. Convegno di coppia lascio tutti i nani, ok? Avete percepito? Non sono così. È stato prezioso. E è interessante, il convegno doveva essere nella data 14 e 15 di novembre, ma non mi ricordo la situazione che abbiamo fatto un weekend seguente. E se era per il lettore, l'albergo, il pastore. E Dio ci ha dato la prima neve dell'anno. Così questa cartolina bianca è stato un regalo anche di Dio per noi. Così giovedì è venuta la prima neve e abbiamo vissuto quella prima neve anche durante il convegno. Piccole cose, ma grande cosa di questo grande amore di Dio per noi. Preghiamo, prendi la mano da tua moglie e del tuo marito lì e preghiamo uno per gli altri adesso. Nostro Padre, grazie per questa comunità, oh Dio, che ha nel cuore di inserire nel cuore delle ogni famiglia, delle coppie, questo desiderio di fortificare e di crescere, oh Padre, questo amore uno per gli altri. Grazie per questo convegno, il pastore Mirko, tutti quelli che hanno lavorato, servito, tutti quelli che erano lì presenti, quel spirito, oh Padre, di pace, di serenità, quella armonia che tu ci hai regalato. Siamo grati, oh Padre, perché grande cosa tu fai in mezzo al tuo popolo, alla tua Chiesa. E continua, Padre, a benedire questa Chiesa e ogni coppia, ogni famiglia. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Amém. Dio benedica. Amém. Alla prossima neve. Ok? Nós facciamo sempre um encontro de coppia ogni 2 anni. Così stiamo maturando per il prossimo anno, 2026, forse nella stessa struttura, un convegno solo degli uomini, ok? Così le donne mandate, inviate i vostri mariti, perché la nostra idea è fare, perché ogni 2 anni di coppia e quell'anno che è vuoto è delle donne o degli uomini. Stiamo pensando adesso a riprendere come facevamo prima del Covid, il prossimo anno solo degli uomini. Vediamo la data, la struttura forse sarà la stessa,
e já estamos maturando questo e vediamo anche qual o preletore che possa venire, o pastore che starà guidando. Ok? Le donne siete d'accordo? Ok, mandate vostro marito, loro devo obbedirvi, ok? In questa area sì. Ok, camminando in Filippesi, capitolo 1. Stiamo ancora no capitolo 1 di Filippesi. Oggi parleremo di una cosa che per noi è un privilegio che si chiama persecuzione. La Chiesa senza persecuzioni muore. La persecuzione fa bene alla Chiesa. Noi cominciamo a stare nel riposo, non vado in culto, non vado in chiesa, perché manca la persecuzione. Perché o vero cristiano dimostra o carattere quando è affrontato con la sua fede. E è quello che noi vogliamo camminare questa mattina. Perché stiamo cominciando a vedere o senso dei cristiani con una generazione molto pigra. Una cosa che mi colpito in Italia, chi conosce la storia della Chiesa Valdese? Per favore, leggete questa storia, oppure andate nei luoghi che c'è una storia fortissima, dove sono andato, Jonas c'è qua, sì, Luciano non c'è, Vitor no. Sei andato in quella grotta là dei Valdesi o no? No? Noi come leggendari siamo andati in una grotta di pietra e loro facevano un culto sotto le pietre, e lì era o culto, e quando la gente scopriva que il Valdese stava facendo um culto de adoração a Dio, andavam com óleo bolente e portavano sopra. E eu te devo tudo aquilo que estavam fazendo um culto ao Senhor. Só que a Chiesa, in quel momento, si è sparsa, è cresciuta, è andata dappertutto all'Italia. Ao sul d'Italia c'è una città che non mi ricordo il nome, famosa in Sicilia, dove i Valdesi erano messi come fuoco per illuminare la città di notte. Hanno messo fuoco negli cristiani in quel periodo. Purtroppo la Chiesa ha perso la persecuzione e la Chiesa oggi si è sdraiata e sta dormendo. E la Chiesa deve vivere la persecuzione per avere un risveglio. E è questo che noi dobbiamo leggere in Paolo oggi, di Filippesi, questa storia di Paolo. Perciò desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito ao progresso del Vangelo. Ao punto che a tutti quelli del pretore e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli del Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Nostro Padre, grazie perché la tua parola è viva ancora finora. E è questa parola che vogliamo condividere, vivere, conoscere, vivere, Padre, nella nostra storia e godere di questa tua parola che possa arricchirci, oh Padre, e trasformare la nostra vita. Questo momento è tuo, Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Un piccolo riassunto di questa storia di Filippesi. Stiamo parlando di questa storia, una chiesa che cambia la nostra mentalità. Io non posso continuare con la stessa mentalità del mondo essendo un cristiano. Perciò che la chiesa di Filippesi mi fa vedere o quanto eu devo cambiare na minha storia. Perciò un cristiano, quando è un leader, ele è un servo. Un servo che sta servendo le persone che sono santi. Ossia, io devo vedere le persone intorno a me e non giudicare, ma vedere un santo e io sono un servo. È quello che è stata la prima predica. Dopo abbiamo parlato dell'importanza di usare la nostra bocca, il nostro parlare per edificare le persone. Perciò il saluto di solito come si faceva, la pace e la grazia del Signore. Ossia, la mia bocca è per edificare, non per distruggere le persone. L'importanza di essere costanti e perseveranti quando si prende una responsabilità, non si abbandona mai. Ossia, noi non possiamo essere quelle persone instabili, oggi faccio, domani non faccio, io sono, oggi sono, domani io non sono. L'altro principio che abbiamo imparato, l'importanza che siamo qua per contribuire e per predicare la parola del Signore. Ogni opportunità è un privilegio che dobbiamo vivere. L'altro punto che abbiamo lavorato, che noi dobbiamo apprezzare le cose migliori. Noi siamo estremamente critici. Nós stiamo sempre per criticare qualcosa, ma la parola do Signore dice il contrario. Io devo apprezzare le cose migliori. Conosce quello detto che noi sempre usiamo? Il giardino del vicino è sempre più bello. La chiesa che c'è di là è sempre più bella della nostra. Chi conosce questo detto qua? Solo io. Eu sempre digo, vá nella chiesa loro, quando tu entrerai, tu sarà un grande problema per loro, perché il problema non è qua. Il problema è che tante volte noi non vediamo il problema. Noi sempre abbiamo questa
síndrome di vedere negli altri meglio di noi, ok? E mi ricordo, quando eu era in Brasília ancora, c'era una chiesa che stava iniziando un bellissimo lavoro con le persone con dificuldade auditiva, erano sordi e muti, e quella chiesa ha fatto un ministério meraviglioso. E le altre chiese hanno cominciato, se loro hanno, noi possiamo avere. Calma, Dio ha scelto quella chiesa per quello ministério. Non significa che anch'io devo fare la stessa cosa. Tante volte noi ci paragoniamo, no? Ok, perché loro hanno e noi non abbiamo. Qual è il problema? Nós stiamo dentro di un reino di Dio. E il reino è molto più grande, più lungo. Non è perché loro hanno un bellissimo lavoro con i sordi che noi dobbiamo anche avere. Calma, sono stati loro hanno scelto da Dio. Noi abbiamo un bellissimo lavoro con le coppie, con i giovani e con le donne. E ele è stato meraviglioso. Qua dopo parleremo su questo. Ossia, ma noi stiamo perdendo il senso che io devo apprezzare le cose migliori. Io devo riconoscere le cose migliori, altrimenti io sono un critico. L'altro ponto importante che oggi dobbiamo parlare è noi dobbiamo ringraziare a Dio per le persecuzioni. Perciò la parola di Dio è un cambiamento nella mia mente. È una trasformazione nel mio modo di pensare. Io mi sono convertito e quando eu entro nel Evangelho, eu devo vedere le cose completamente diverse di come eu ero prima. Adesso la conversione mi trasforma. E tutto è nuovo, è un rinnovamento mentale. Romani 12:2, che cosa dice? Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante o rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio. E come è la volontà di Dio? Buona, perfetta e gradita e perfetta volontà. Ossia, finisce quella storia. Io non sono d'accordo. Eu não penso così. Um cristiano, questa parola è uscita, non viene più. Un cristiano gode con le cose che Dio offre e ti dà. Un cristiano, quando vede il problema, rigosija, c'è gioia, perché vede dei momenti difficili come uma opportunità di crescita e trasformazione. Io non sono d'accordo. Dove tu sei d'accordo? Non sei d'accordo. Tu sei un cristiano con lo Spirito Santo dentro della tua vita per trasformare una storia. Eu não sou no qual é ser ou não é ser d'accordo. Não estou no qual per dire eu penso diverso. Eu sou no qual com um princípio de unidade, de um solo espírito, de uma sola mente, de um solo modo de caminhar. É questo que Dio ti insegna na sua parola. Perciò questo rinnovamento della mia mente, eu não posso continuare con la vecchia abitudine di un vecchio Caio che vive ancora nella carne. Perciò o Evangelho è la mia liberazione di vita. E Paulo estava dizendo qua adesso, eu não posso fermarmi di predicare il Vangelo. E perciò le catene che io ce l'ho, le carceri che io ce l'ho, la persecuzione, è un'opportunità di predicare il Vangelo. Tutto è per predicare il Vangelo. O Evangelho è il principio. Perché tu vivi ancora in questa terra? Perché Dio non ti ha chiamato ancora a vivere l'eternità con Lui? Per solo una ragione. Per predicare il Vangelo. Tu sei qua solo per questo. Qual era o desiderio di Paulo? Sarà una delle prediche no futuro, próximo ano? Meu desiderio è morire. Meu desiderio è stare con Cristo. Ma mentre io sono qua nella terra, io continuo a predicare il Vangelo. È questa la mentalità, il rinnovamento mentale che deve avere nel nostro cuore. Se io sono qua in questa terra, è un'opportunità per predicare il Vangelo. E le catene fanno bene, e la persecuzione fanno bene, perché lì mi fa rimboccare le maniche e lavorare per il Signore. Noi stiamo con una pigrizia mentale molto grande. Noi stiamo oggi pensando solo a noi stessi. Ieri eu sono uscito di qua ieri molto contento. C'era in questa sala qua circa 50 donne. Avete visto? 50 donne. Quante donne di Treviso? 12. 12. Eu só posso dire una cosa, vergogna. Una vergogna per noi come Chiesa Agape di Treviso. C'erano 50 donne, più di 30 donne non credenti. Che opportunità per predicare il Vangelo! E dove erano le nostre credenti donne?
Dove erano le nostre credenti donne? A casa? Una festa? Una grigliata? Festa? Dove sono le nostre donne? Con più di 30 donne qua per ascoltare il Vangelo. È stato prezioso. E le donne che mi parlavano, che predica ha fatto quella ragazza Isaura. E era un messaggio che non era solo per le donne anziane, era per i giovani, perché ele ha raccontato la sua storia, la sua problematica quando era giovane. Dove erano i nostri giovani? Erano le donne giovani, le nostre ragazze. Dove? Noi proporcioniamo di un'opportunità di crescita, di cambiamento, di trasformazione, di vita. Noi proporcioniamo qua delle persone che possono conoscere Gesù. E c'erano 30 donne qua che non conoscono Gesù sedute al tavolo. E noi dove eravamo noi? Perciò che Paolo diceva, io ringrazio Dio per questo senso della persecuzione, perché il Vangelo possa crescere. Perché se non c'è la persecuzione, noi stiamo dormendo spiritualmente. Preghiamo in questo momento. Preghi per la tua vita. Io vou fare uma preghiera oggi per tutta la nostra chiesa. E la preghiera è così: Padre, invia una persecuzione a ogni famiglia dentro di questa chiesa. Invia, Padre, un risveglio spirituale. Fa una scossa nel cuore di ogni persona oggi, Padre, che sta cercando vivere serenamente. Perché noi non possiamo continuare a vivere serenamente. Togli la pigrizia spirituale di questa gente, oh Padre, che oggi non sta cercando di morire per te. Perché la Chiesa possa vivere il dolore della persecuzione per predicare ancora il Vangelo. Nel nome di Gesù. Amém. Amém? E che Dio possa ascoltare la nostra preghiera. O grande princípio di questo testo è che le catene hanno rinforzato la predicazione del Vangelo. O grande princípio di questo testo è che le catene di Paolo hanno fatto che gli altri continuassero a predicare ancora di più. Ossia, nella nostra storia di cristiani, la Chiesa è cresciuta in mezzo alle persecuzioni. Dove sono nati i battisti? C'è una storia lunghissima dei battisti, ma più di 90 persone che credevano nel battesimo di adulto sono stati morti in modo fortissimo in Germania e perseguitati dai propri luterani e evangelici, da Lutero. Loro prendevano le braccia degli uomini, le gambe degli uomini e delle donne, mettevano le due cavalli, uno da questa parte e dall'altra, e spaccavano i corpi di quegli uomini e di donne. E la Chiesa Battista è cresciuta in questo modo. È uscita dalla Germania, è andata in Inghilterra, perseguitata in Inghilterra, va in Olanda è perseguitata nuovamente, scappa per l'Inghilterra, è perseguitata in Inghilterra e va negli Stati Uniti. E dagli Stati Uniti si diffonde per tutto il mondo. Sono nati in questo modo i battisti. Come è cresciuta la Chiesa? Con la persecuzione. Qual è la Chiesa che cresce di più oggi in questo momento? In quale paese del mondo? Cina. Perché c'è la persecuzione. Chi si ricorda di quello che ho raccontato a voi 2 o 3 anni fa? Di quello convegno, di quell'incontro di pastori in Cina. E loro stavano andando per quell'evento, o pastore era qua, mi ricordo che lui ha raccontato questa storia. E lui stava facendo la predica là. E dopo, quando sono andato a dormire, è cominciato un pianto in quella sala. E ho chiesto al traduttore, che cosa sta succedendo? Il traduttore mi ha detto, c'era un gruppo di pastori che doveva venire e non sono venuti perché la polizia ha scoperto e ha messo loro in carcere. E loro stanno piangendo perché loro sono in carcere? No! Loro stanno piangendo perché non sono stati loro a essere in carcere. Perché c'è qualcosa nella vita loro che non sta bene con Dio. Perché una dimostrazione di che io sto bene con Dio è quando io sono perseguitato. E questa è la mentalità nella Cina. Oggi, non sto parlando di 1000 anni fa, è di oggi. E la nostra mentalità qual è? Ossia, noi dobbiamo ringraziare a Dio perché la persecuzione è una benedizione. Atti 8, 1, 4. Questo testo è un testo classico, è un testo storico. E Saulo approvava la uncisione. Vi fu in quel tempo una grande
persecuzioni contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola. Che cosa è successo qua in Atti 8? La Chiesa nasce, Atti 1 e Atti 2, che è la nascita della Chiesa, e c'era un comandamento di predicare il Vangelo per tutte le nazioni. Atti 2, 3, 4, 5, 6, 7. E dove è la Chiesa? Dove era la Chiesa? A Gerusalemme. Braccia crociate. Ah, c'è una grigliata alla casa là. Ah, io vado. Ah, c'è birra. Ah, prosecco. Sono là presente. Ah, c'è un compleanno. Ah, perché che io vado in culto lá delle chiese? Eu vado no compleanno. E la Chiesa era così. Che cosa Dio fa? E viviamo una persecuzione. Ah, preferite só festa? Per favore, niente contro i brasiliani, sono brasiliano, amo essere brasiliano, ma noi abbiamo oggi un ghetto di brasiliani che preferisce estar solo in mezzo ai brasiliani, facendo di festa solo in mezzo ai brasiliani e só godendo di... Cari, tu sei qua per vivere só in mezzo ai brasiliani? Tu sei qua per predicare il Vangelo di Cristo a tutte le nazioni. A tutte le nazioni. Eu parlo di noi brasiliani, siamo la maggioranza, perché è una vergogna per me questo. Ma tutte le nazioni sono in Italia per predicare il Vangelo a tutte le nazioni. Ma noi stiamo vivendo quello senso della Chiesa di Gerusalemme che era sdraiata, pensando di festa in festa. C'è un po' di economia oggi nella tua tasca, ok. Ma questo non è per te, è per Cristo. La mia preoccupazione è che ci sono tanti cristiani che spendono più soldi nella birra, nell'alcol, nella festa, di che investire nel reino di Dio. Quanti cristiani in mezzo a noi? C'è soldi per la birra, c'è soldi per la grigliata, ma non c'è soldi per investire nel reino di Dio. È una vergogna per un cristiano. E noi dobbiamo vivere il reino di Dio e predicare il Vangelo dappertutto. Perciò abbiamo bisogno di una scossa. Basta di questa vita comoda, basta di questo conforto. Usciamo di questo conforto, rimbocchiamo le maniche e andiamo a servire il Signore con tutto l'esforzo e non importa. Ho bisogno di un tempo di riposo. Dove è questo? Ah, sono stanco. Dove è questo? In Cristo Gesù io sono pronto per servire. Per chi mi dà la forza? È Gesù. Dove è la tua fede che ancora tu senti che la tua stanchezza è più importante di offrire un culto al nostro Dio? Dov'è? Dov'è la tua fede? Tu credi che Gesù può dare forza a te? Manifesta! O riposo porta alla morte. O riposo fa uccidere. La persecuzione deve arrivare in mezzo a noi. Io devo soffrire per la causa di Cristo. E lì io devo manifestare veramente dove è il mio amore per Cristo. E è interessante che Cristo Gesù e la parola del Signore ci insegna tanti principi su questo. Quando il popolo arriva a quel momento al Mare Rosso, non c'era più soluzione. C'era una persecuzione. E che cosa fa Mosè in quel momento? Grida ao Signore. Che cosa o Signore dice a Mosè? Ao seu piede, vá, cammina. Ma c'è un mare, cammina Mosè. E si apre. E si apre. Mentre eu estou nella persecuzione, ma se eu mi fido do Signore, le acque si apriranno. O Signore fará um milagre nella mia vita. Se eu sono stanco, mas se eu estou servindo o Signore mi darà la forza. C'è Jericó per conquistare, c'è, ma è una città murata, è forte, nessuno riesce a entrare là. Fa 7 volte, fa così, canta, suona trombetta, cammina forte e pof, crolla tutto. Tu credi che può succedere nella tua storia questo? Tu credi? Ah, c'è un gigante là, è Davide, quasi 3 metri di altezza. Va un ragazzino, 1,60 m, 1,70 m. Un ragazzino di 17 anni, con una pietra, buff, distrugge quello gigante. E in mezzo alla persecuzione è lì che si manifesta il credente. E in mezzo alla persecuzione è lì che c'è il miracolo di Dio. Paulo fa di grande viaggio e c'era di serpenti, c'era naufragio, c'era di nemici fortissimo. Basta leggere 2 Coríntios capítulo 11. Ma Paulo era lì impegnato con la opera do Signore.
Che cosa ti impedisce di servire il Signore? 30 doni qua per ascoltare il Vangelo, ascoltare la parola del Signore tramite la mia bocca, tramite la tua bocca. 30 doni qua volevo conoscere chi era Gesù. Dove ero io? Dove ero io? Próximo sábado avremo un evento qua con i coreani. Noi dobbiamo riempire questa sala, eu faccio sempre la battuta, com i nostri amici e com i nostri nemici. È interessante che ieri e l'altro ieri ho inviato 2 mensaggi a miei nemici, invitando per venire a questo evento. Noi dobbiamo riempire questa sala con i nostri amici qua. O tu vuoi stare a casa guardando sulla TV? O tu vuoi stare sdraiato a casa? É qua que eu devo servir o Signore. É para proclamar o Evangelho. Nós facciamo tutto pela crescita do Evangelho. É in mezzo alla persecuzione che la Chiesa cresce. E é in mezzo alla persecuzione che meu ânimo, meu entusiasmo deve essere ancora più forte. É in mezzo alle difficoltà che io cresco entusiasmo. Jonas può condividere questo con me. E mentre che salivo quelle montanha, l'entusiasmo che questo succedeva, Jonas, cresceva. Cresceva, perché era nel momento del dolore. Non togli il dolore dei vostri figli, non togli il dolore della tua vita. Permetta che questo dolore si manifesti alla grazia, alla potenza, alla grandezza di Dio. Noi vogliamo con la preoccupazione di togliere un dolore. No, è nel dolore che io posso vedere la grandezza del Signore. Lascia il dolore nella tua storia. La persecuzione fa bene. Tante volte nós pensamos que a dificuldade é porque Deus te ha abbandonato. No! C'era serpente, c'era Paulo. C'era un naufragio, c'era Paulo. C'era le persone che volevano uccidere, c'era Paulo. Lui era flagelato, c'era Paulo. Dio ha abbandonato Paulo? No! Quante volte Gesù pregò per allontanarsi dalla persecuzione? Quante volte? Chi si ricorda? Quante volte Gesù pregò? E allontanami delle persecuzioni, allontanami del dolore. Quante volte Gesù pregò per questo? Nessuna. Nessuna. Ma ha pregato che cosa? Mi allontana dalla tentazione. Perché in mezzo alla tentazione io posso abbandonare il Signore. Allontana-me della tentazione, perché la tentazione di stare dormindo a casa io posso abbandonare il Signore. Gesù nessun momento mi allontana prega per allontanarmi dalla persecuzione. Se ci sono momenti difficili nella tua vita, grida al Signore, dammi la forza per sapere gestire questo momento e continuare a predicare il Vangelo. Le catene sono preziose. Soffrire non è un problema. Processo di dolore non è un problema. Fa bene. Fa bene. Não alleggerire i dolori dei tuoi figli, fa bene. Non alleggerire i dolori della tua vita, neanche delle persone intorno a te, fa bene. È nel dolore che io cresco spiritualmente, è nel dolore che io vivo la vita. Noi abbiamo a tendência di inserire e pensare che le difficoltà è l'assenza di Dio. Non è. Dio è sempre con noi. Perciò che le catene sono preziose. Eu não so se um giorno io andrò in carcere perché sto predicando il Vangelo. Se io andrò, alleluia. E se tu andrai in carcere perché stai predicando il Vangelo, alleluia. Qual è il problema? C'è una storia della Chiesa in Egitto. La Chiesa in Egitto è cresciuta tantissimo. Hanno preso o pastore e hanno messo il pastore in carcere. Che cosa succede con carcere in Egitto? Incarcerati si convertono. E lui è stato tolto del carcere perché incarcerati stavano si convertendo a Cristo Gesù. Perché lui non stava si lamentando perché era in carcere. Stava adorando il Signore e predicando il Vangelo. Próximo sábado, qua questa chiesa deve essere piena dei tuoi amici, di portare le persone a conoscere il Vangelo. Como eu não riesco a capire, se eu amo Gesù, eu porto o meu amigo per bere una birra, per mangiare una grigliata, per passare una festa di compleanno, per passare il Capodanno, per passare il Natale, eu porto a casa mia. Ma dentro della chiesa, eu não porto nessuno. Non c'è qualcosa che non funziona? Non siete d'accordo con me? Non c'è qualcosa che non funziona?
Perché per una festa io porto, per una festa com o Signore Gesù io non porto. Cari, rinnovamento della mente. Io devo passare per questo rinnovamento per capire che Cristo Gesù è più importante che una festa con i miei amici. Non sto dicendo che questo è sbagliato, attenzione, ma sto dicendo che questo è più importante. 25 di aprile è compleanno di chi? Meu amigo, ti porta o compleanno di Cristo Gesù, meu Signore e Salvatore, che è nato, e nós faremo una festa in chiesa, e staremo lì a godere questa festa com meu Gesù. Aleluia! É lì che io devo stare vivendo questa esperienza di fede, perché è qui che c'è Cristo Gesù. E se Cristo Gesù não é a priorità della mia vita, che cosa è la priorità della mia vita? Sto perdendo di essere un cristiano. La difficoltà mi fa crescere, mi fa essere uomo, mi fa avere carattere. Perciò il testo dice così: a tutti gli altri è divenuto noto che io sono in catena in Cristo Gesù. E quando lui era in catena, ha avuto coragem per dimostrare dove è la priorità di quella chiesa. Perciò quando ci sono dei momenti delicati e difficili, è lì che io devo dimostrare dove è la mia priorità. È lì che sta la mia priorità. Perciò che noi abbiamo oggi una generazione fragile, debole, pigra, che non sa affrontare una difficoltà. Noi oggi abbiamo una generazione fragile, debole, pigra, che non sta cercando di vivere la difficoltà del Vangelo, di predicare il Vangelo. Noi oggi cominciamo a criticare i nostri fratelli e non a criticare Satana. Noi oggi prendiamo il nostro fratello come un punto di è lui, è lei. E è Satana che noi dobbiamo distruggere. Noi stiamo con una generazione fragile spiritualmente. Noi dobbiamo vivere novamente la bellezza do primo Evangelho, che è soffrire per Cristo. Tu já hai sofferto per Cristo? Quando mi sono convertito, voi sapete la mia storia, eu era um dipendente dell'alcol. Mi sono convertito, la mia famiglia mi ha messo così. Adesso sei un cristiano e tu non bevi più whisky con noi? Loro mi hanno dato un bagno, come si dice, mi hanno lavato di whisky, in questo modo. Io sono stato perseguitato. Eu non mi dimentico di quel momento. Ma io non sono tornato novamente a essere un ubriaco come ero io. Dio mi ha liberato di quello. È triste sapere che quello che hanno fatto con me oggi stanno soffrendo il problema con álcool. Ma Cristo mi ha liberato. E adesso io devo vivere questa esperienza con il Signore che mi ha liberato e condividere con gli altri e portare la gente a Cristo. Gesù non mi prega per allontanarmi dai problemi, ma per allontanarmi dalle tentazioni. Perciò un cristiano, Giosuè 1,9, dopo prima Cronica 22,13, non ti ho comandato? Sì? Sì? Oh, sì? Forte, che cosa di più? Noi abbiamo bisogno di una chiesa di persone forti e coraggiose. Sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te. Sarà con te dovunque tu andrai. Prima Cronica 22,13. Allora prospererai se ti applichi a mettere in pratica le leggi e i precetti che il Signore prescrisse a Mosè per Israele. Sii forte e coraggioso, non temere, non ti sgomentare. Due situazioni qua, Mosè, Giosuè, Davide e Salomone. Due situazioni diverse, ma le stesse parole. Sii forte e coraggioso. Tu devi conquistare una terra. Tu devi adesso costruire un tempio forte e coraggioso. Noi come chiesa dobbiamo conquistare una terra, ma non con i pigri, non con gli indisciplinati, non con quelli che sono deboli, ma quelli che sono forti e coraggiosi, che non si spaventano con la difficoltà che abbiamo davanti. È con questo popolo che Dio lavora. O tu pensa che Dio lavora con i pigri? O Dio lavora con quelli che hanno vergogna di Cristo? Dio non lavora con questo, ma quelli che si orgogliano di essere cristiano, che sono forti e coraggiosi, è con questo che io conquisterò questa terra. E è con questa chiesa, ma che sia una chiesa forte e coraggiosa, e che non sia una chiesa na indisciplina.
Perciò Paolo stava ringraziando quella chiesa perché era forte e coraggiosa e che non aveva vergogna perché Paolo era in catena e che non aveva vergogna di tutto quello che quella chiesa faceva. Loro avevano orgoglio e noi dobbiamo avere orgoglio di quello che Dio fa con noi. Prima, 2 Timoteo 3,2, del resto, tutto quello che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno. É questa la mentalità dei cinesi. Tutto quello che vogliono vivere piamente con Cristo Gesù saranno perseguitati. Perché che eu não estou sendo perseguitato? É porque eu não estou vivendo pienamente com Cristo. La persecuzione viene interna e esterna da tutto. Perché quando estou vivendo pienamente com Cristo, noi dobbiamo abbandonare questa pigrizia, abbandonare o conforto, iniziare a combattere e vivere questa persecuzione in modo intenso. Prega pelo Senhor e dica: Senhor, eu devo prendere una posizione come cristiano e che la persecuzione venga. Signore, mi abbandona questa mentalità pigra e confortevole. Eu devo vivere per te, perché tu mi hai salvato. O mundo deve vedere cristiani com posizioni forti e saldi. Quanto é triste vedere che un cristiano e un non cristiano sono la stessa cosa na mentalità. Ma quanto è prezioso vedere che un cristiano e un non cristiano sono diversi nella mentalità verso i momenti difficili. È lì. Filippesi 1,21. Infatti per me o vivere é Cristo e o morire é guadagno. Sono pronto a morire per Cristo. Se tu non sei pronto a dire questa frase, ritorna ao princípio del Vangelo. Sono pronto a morire per Cristo. Sono pronto a stare con Cristo. È questo il principio. 2 Coríntios 4, 7-9. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribulati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Tutte le cose cooperano per il bene di quelli che amano il Signore. Prego, Signore, per togliere questo desiderio di comodità, di conforto e di pigrizia. Chiede ao Signore, togli di me, perché andando in questa via, io sto abbandonando il principio della mia morte. Prega, Signore, perché il Signore ti faccia veramente un cristiano di posizione, che possa prendere una decisione per Lui. Basta di cercare il momento. Adesso eu posso servire o Signore. Adesso eu não posso. Eu estou com uma grande crise. Se mi ha detto Dio non fare, eu non lo so. Ma estou pensando di cancellare o culto di Capodanno. Perché tanta gente vuole stare a casa, con i suoi amici, suo conforto, stare nell'altra parte. E anche o culto di Natale, ma penso, no, Natale no. Perché la gente non sta dando priorità a quello che è priorità. O eu dou priorità a quello che ho priorità, o eu devo rivedere la mia fede. Eu non posso abbandonare Cristo Gesù. È una vergogna quando io penso in me e non penso nelle persone che hanno bisogno di conoscere Gesù. Ieri c'erano 30 donne e 12 di Treviso. Che possiamo, eu ho detto a Assi, prima dell'evento ho detto a Assi, prossimo anno dobbiamo ripensare come mudare questa struttura. E dopo l'evento sto maturando, perché non possiamo continuare in questo modo. O noi rimbocchiamo le maniche e siamo pronti a morire per la causa di Cristo, o noi cominciamo a entrare nella storia delle chiese storiche che oggi sono morte, perché nella persecuzione crescevano e dopo hanno incrociato le braccia, loro faranno e la Chiesa è morta. La Chiesa non può sdraiarsi. La Chiesa deve dare il sangue per Cristo Gesù. Preghiamo.
Nosso Padre, rinnovamento della mente. Io sono un servo, non ho diritto. Rinnovamento della mente. La mia bocca è per edificare, non per criticare. È per portare la pace e la grazia. Rinnovamento della mente. Io devo essere costante. E devo prendere una decisione e non abbandonare mai. Rinnovamento della mente. Io devo contribuire per la crescita del Vangelo, parlando, predicando, contribuindo, dando la mia storia. Rinnovamento della mente. Apprezzare le cose migliori. Rinnovamento della mente. Accettare la persecuzione con una benedizione e essere pronto a morire per questa causa. Rinnovamento della mente che succeda nella vita di ogni persona qua, nella nostra vita, Padre, perché vogliamo apprezzare le cose migliori che tu stai facendo. Nel nome di Gesù, rinnova la nostra mente, che la nostra mente sia la tua mente e come la tua parola afferma, noi abbiamo la mente di Cristo. Nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém? Cantiamo. Offriamo. E hoje, come é a quinta domenica del mese, é o nosso grupo dei giovani. Ci sono giovani sposati già. Ma è bello vedere loro qua, che servono il Signore ogni sabato. Ma ragazzi, noi dobbiamo prendere i nostri giovani di portare domenica qua. Perché è successo questo. I genitori, porti i vostri figli domenica. Ah, sono a casa, sono venuti sabato. Domenica c'è culto. Dove sono i vostri figli? Dove sono i vostri figli? Se abitano nella tua casa, la responsabilità è tua. Se loro vogliono fare quello che vogliono, va a abitare nell'altra casa. Dove sono i vostri figli in questo momento? Questa parte qua, mi ricordo, qualche tempo fa era piena di giovani. Dove sono? Prossimo sabato? Ah no, non ci sarà perché c'è il coreano. Ma l'altro sabato prendete l'orecchio di questi ragazzi. Insieme con i genitori. Perché, cari, è sacrificio per l'opera di Cristo. Nostro Vangelo non è una passeggiata in questa terra. Amen? In piedi. Cantiamo, lodiamo e offriamo al Signore, perché è contribuire per la crescita del Vangelo. Come è la tua responsabilità nell'area economica? È lì. E quello che faremo adesso con la gratitudine al Signore. Ok? Qual è il cantico? Tu sei santo. Tu sei santo. Ok. Io sono servo. Aspetta, iniziamo di nuovo. Ci è mancato il nostro chitarrista. Tu sei santo, Sei potente. sei potente, Sei degno. tu sei degno, Degno di lode. degno di lode, Ti seguirò. ti seguirò, Ti ascolterò. ti ascolterò Per sempre. e per sempre Ti amerò. ti amerò. Sei
confesserà il Signore, leggera che si pregherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Cantiamo ogni lingua. Ogni lingua confesserà il Signore, leggera che si pregherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Vieni, cantiamo tutto il tempo. Tutto il tempo ti loderò, tutto il tempo ti adorerò, tutto il tempo ti loderò, tutto il tempo ti adorerò. Io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. Io ti loderò, ti glorificherò, io ti loderò, caro Gesù. Signore Padre, ti ringrazio per le decime, per le offerte di questa mattina. Signore, ti ringrazio per la benedizione che ci dai di avere un lavoro, di avere una fonte di reddito, Signore. Ti ringrazio perché ti prendi cura di noi anche in quest'ambito, Padre. Ti ringrazio per la tua parola questa mattina, Signore. Ti ringrazio perché sono sicura che ha toccato i cuori di molti di noi, Signore. E ti ringrazio, Padre, per il tuo amore e per tutto ciò che fai per prenderti cura di noi, Signore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Quando o Senhor... Ok. Sono gli avvisi, ci sono 2 video, no? Ok. Qual è il primo video? Qual è il primo che tu ce l'hai in mano? Per 22 anni Va.
professionals, but you're really good. And I'm very happy that we have that people in our ball. The performance was perfect. There was amazing, and there was happy, and actress was excellent. Well, I think it looked like professional one. Yeah, so you did really a great job, great performance. Yeah, and I really liked it. Yeah, it was really nice. Yeah, it was really good. Better than I expected, which is really nice. It's a nice surprise. And you wouldn't know that you guys weren't professional. It was so well coordinated, and you all sing beautifully. Yes, yes. Ok, come è successo questa storia? Era un mercoledì o giovedì, non mi ricordo. Ho ricevuto una chiamata, un numero sconosciuto e non rispondo. E dopo io chiamo. E era un pastore coreano, e lui mi ha detto: Pastore Caio, ho visto la tua chiesa su internet e io vorrei offrire questo gruppo se potete ospitare. Quando ho visto il video, ho visto: wow! Penso di sì, ho parlato con il consiglio della chiesa, il consiglio direttivo, e hanno detto: Pastore Caio, andiamo, sì. Così, l'unica data è 6 di dicembre. Loro fanno per 2 mesi, sono studenti universitari coreani, la maggioranza, giro per Europa per 2 mesi con la loro tasca, e loro noleggiano un Puma e anche un furgone per portare tutte le cose. Un esempio, prima di arrivare qua, la prima notte loro saranno a Budapest, in Ungheria, partiranno di là verso a mezzanotte, arriveranno qua verso le 9, faranno l'evento qua a Treviso, verso alle 10, alle mezzanotte partono per Roma, dove faranno l'altro giorno l'evento, finisce a Roma, andranno a Milano, dopo Milano vanno in Francia. Girano per 2 mesi in Europa. Cosa loro fanno? È questo un spettacolo di Natale, e anche voglio parlare con i nostri giovani, perché anche i nostri giovani, se amano il teatro e anche la danza, possono essere inseriti nel prossimo tour, che è nel prossimo anno. Così loro ci saranno qua, faranno questo evento, questa presentazione, e anche a possibilità dei nostri giovani, chissà, fare questo giro nel prossimo anno, ok? Così, il pastore già è venuto qua, ha visto la struttura, ha fatto una richiesta molto semplice, se possiamo spostare la batteria. Molto semplice la richiesta, no? Ho detto no, non possiamo spostare, ma loro verranno qua, arriveranno sabato alle 9, più o meno, perché verranno da Budapest. Al mattino loro faranno la colazione con noi, dopo devono riposare al mattino, dopo il pranzo verso le 12:30, passano tutto il pomeriggio sistemando tutta questa parte qua, e alle 5:30 un incontro con leaders per il prossimo anno, 2026, anche qua a Treviso, con i leaders delle altre chiese, che ho già inviato messaggi a tutti i pastori, ok, delle altre comunità, per organizzare questo, per fare un teatro a Treviso nel prossimo anno. Alla sera faranno l'evento alle ore 19 e dopo vanno via. Che cosa abbiamo bisogno? In questa storia, come si dice al volo, no? Abbiamo deciso di organizzare 3 squadre, una per la colazione, l'altra per il pranzo e l'altra per la cena. Per favore, carissimo, a chiesa deve stare vicino a questo gruppo dei ragazzi universitari e sono missionari. Perciò ho chiesto a Jonas di organizzare una squadra per la colazione. Jonas, alza la tua mano, chi non conosce Jonas, tutti conoscono, ok? Ok, qualche informazione, per favore, mi offro per aiutare per la colazione, ok? E preparare il caffè, panino, e ok. Per il pranzo abbiamo chiesto al nostro fratello Roni che lui preparerà una pasta, ok? Se qualche informazione potete parlare con me, oggi non c'è Roni. E Daniel e Giandro, ok, sono lì tutti e 2. Verso alle 5 devo preparare una carne perché loro sarà la loro cena, e ok, e sarà questo. Così, se volete offrirvi, no, per favore, offritevi, ok, per stare insieme, per servire uno agli altri. Ok, Jonas, Giandro e Daniel sono lì, e dopo il culto, per favore, dica: sono pronto, che cosa posso fare? Jonas mi ha detto adesso di portare il caffè, se potete portare già in una termica di casa, só deve essere una termica solo per il caffè, quella che si usa per il mate, il chimarrão non si può usare per il caffè, ok? E quella non si usa, perché sennò contamina tutto il profumo del mate. Ok, parlare con Jonas, per Giando, Daniel e Ron, ok? Ok, chiesa? Se volete contribuire, non c'è nessun problema, prendete la busta e dite contribuzioni coreane
perché noi dobbiamo comprare pasta, caffè e tante altre cose, carne, e che dobbiamo dare a questi nostri cari fratelli, ok? Portare i vostri amici e vostri nemici. Per favore, ogni persona qua presente deve portare minimo 2 persone, per favore, no? Riempiamo questa sala qua, che si diventi piccola questa sala, ok? L'altra cosa importante, sarebbe molto bello se i nostri giovani potessero essere qua verso le 3 in poi, per stare con loro, per condividere con loro, per parlare con loro, per aiutare loro. E ok, prendete i vostri giovani e portate qua in chiesa dalle 3 in poi, ok? Qualche domanda, dubbio? Ok? E è un momento di evangelizzazione. Invitate i vostri amici e i vostri nemici. L'altro video? Progetto Pamosi. Per 22 anni la scuola Pamosi, che in lingua locale significa insieme, ha trasformato vite a Wambo, in Angola. Pamosi è un faro di inclusione, accoglie bambini sordi, ciechi, con sindrome di Down e studenti in condizioni di vulnerabilità sociale. In un paese dove solo il 20% della popolazione sorda ha accesso all'istruzione, Pamosi offre un'educazione di qualità e per molti l'unico pasto caldo quotidiano. Oggi il sogno di Pamosi sta crescendo. Stiamo costruendo una nuova scuola, una struttura meravigliosa pensata per espandere la nostra missione. L'opera sta avanzando rapidamente. Abbiamo un'ampia area murata che garantirà sicurezza e spazi dedicati come il Salone delle Arti, quasi pronto per accogliere i nostri studenti. Ogni dettaglio è curato con attenzione, in un lavoro manuale e artigianale che rispetta la cultura locale. La nostra nuova struttura include una reception accogliente e il tradizionale Django. Il Django sarà il luogo dove la comunità si riunirà per discutere e crescere insieme. Accanto stanno prendendo forma il blocco delle aule, la cucina e i servizi, che saranno utilizzati anche per corsi professionali. L'obiettivo finale è offrire le condizioni per l'integrazione, permettendo a ogni persona con disabilità di scoprire la propria vocazione e prepararsi per il mercato del lavoro. Questo progetto è reso possibile dalla generosità e dall'impegno di persone come te. La tua contribuzione è fondamentale per trasformare questo sogno in realtà. Come recita il nostro motto, Pamosi, Onjoy Yetu. Il nostro sogno insieme si sta realizzando. Aiutaci a completare la nuova scuola e a continuare a trasformare vite. Sostieni il progetto Pamosi. Ok, la storia di questo progetto è meravigliosa. È una missionaria come io, perché lei è in Angola, della nostra stessa organizzazione del Brasile, della Giunta Missionaria Brasiliana. Lei ha cominciato un lavoro di formazione dell'educazione con i bambini con difficoltà di audizione, sordi e muti. E ha cominciato a lavorare con questo gruppo. Come ha fatto un lavoro con molta qualità, i genitori dei bambini con difficoltà di visione hanno chiesto se i loro figli potevano essere inseriti. E lei ha preso i bambini con difficoltà di visione. Ok? Check. Ok, comincia questa istruzione con questi 2 tipi di bambini. Genitori che hanno dei figli con la sindrome di Down hanno visto questo e hanno chiesto: i nostri figli non possono essere inseriti in questa scuola? Lei ha cominciato a inserire i bambini con sindrome di Down. Cosa è successo? La qualità di questo insegno era profonda, bella. Bambini senza nessuna difficoltà di audizione visuale o con sindrome di Down, i genitori hanno chiesto che il loro figlio potesse partecipare di questa scuola. Quanti bambini ci sono oggi? Non mi ricordo. Più di 200 bambini. Hanno adesso creato tutta una struttura, stanno creando una struttura e che cosa noi facciamo adesso? È tutto nuovo, tutto adesso. E questa è stata la inclusione al rovescio, no? Invece di includere una persona con deficienza, è stato incluso un bambino che non aveva nessuna deficienza in questa struttura. È una inclusione al rovescio. Così è un'opera missionaria e sono più di 200 bambini oggi e loro stanno costruendo, o noi stiamo costruendo. Perciò il ricavato di tutto questo che voi vedete oggi è per andare a questa scuola Pamosi. C'è una lotteria, no? Questa lotteria ha anche un numero lì che faremo questo anno ancora due lotterie, sia lì con il Giandro, ok? E anche il ricavato va per questa scuola Pamosi. E se un giorno tu vuoi andare là e vedere con i propri occhi, puoi venire, non c'è nessun problema in Angola, ok? Così è un privilegio di conoscere questa scuola.
meraviglioso, qualcosa possiamo parlare, e è interessante che la mia chiesa in Brasile che ha adottato questa scuola, ok? Eu non mi ricordo i valori, ma sono un valore altissimo e è tutto noi che stiamo pagando, ok? Così è un aiuto. Ogni 5 euro, ogni 20 euro, voi non potete immaginare quante trasformazioni può fare questa scuola famosa là, ok? Ok, gli altri avvisi, culto di Natale, non dimenticare 18:30, portare i vostri amici, i vostri nemici, perché al compleanno facciamo una festa con il nostro Gesù qua, ok? Va bene? Natale 25, coreano già abbiamo parlato, Capodanno decidiamo questa settimana. Ok, nessun avviso? No? Ciao. Scusa, c'è ancora avvisi qua. Questo è Caio, ok? Baby shower sarà 14 a Padova, dicembre a Padova, ok? Andiamo a Padova quella domenica. Per te, Signore, vale la pena servirti.